Il rispetto dei minorenni vale per tutti, per chi fa la professione come noi giornalisti, ma anche per le persone che ad esempio sui social postano e scrivono dei propri figli piuttosto che dei ragazzi, gite e così via. Che cosa bisogna fare attenzione allora in questi casi? Ma intanto il rispetto del minore, della sua identità, perché dare in pasto l'identità di un minore al mondo intero è un rischio e può effettivamente avere delle ripercussioni negative sul suo sviluppo psicofisico e lo stesso vale per l'immagine. Quindi bisogna proteggere i minori, non nasconderli, ma proteggerli, questo non solo per noi che lavoriamo nei giornali, nelle piattaforme di informazione, quindi l'online, la radio, la televisione, ma anche per i singoli cittadini che talvolta pubblicano sui social le immagini dei figli. Ecco, sarebbe meglio che fossero un pochino più prudenti, perché il rispetto della persona, della sua immagine, della sua privacy è diventato un elemento fondamentale. Si possono avere delle ripercussioni molto negative, lo abbiamo visto, i fatti di cronaca ce lo insegna.